Si provi ad immaginare per un momento cosa sarebbero le ore, i giorni, gli anni senza la possibilità di sorbire un caffè. Un tempo ancor più vorticoso, ansimante, scandito dal fare, dal subito, dall'indispensabile avere. Un tempo senza vita, insomma. Certo, fare questo discorso a Milano, capitale di progresso, lavoro e velocità, risulterebbe un'utopia senza precedenti, perché chi ha la fortuna di nascere, crescere e formarsi nella terra di utopie o caffè rappresenta un momento di stasi, di ennesima sospensione rispetto a quello che l'economia ha imposto alla vita. Anche in questo caso la lingua napoletana fornisce tutti gli strumenti che avvalorano la naturale ed implicita differenza che c'è tra o caffè ed il caffè. La rapidità della pronuncia di quest'ultimo rappresenta chiaramente l'esigenza della fretta. Lo scontrino prima della consumazione, la macchina col pulsante che aziona velocemente l'ingranaggio, il bicchiere di plastica perché la tazza scotta, il cellulare in mano per fissare l'ennesimo appuntamento di lavoro, l'indifferenza verso il barista che intende solo a fare il suo lavoro, lo scooter parcheggiato in quarta fila, le macchine, i semafori, il traffico, le bollette di acqua, luce e gas e una bocca amara perché quella fetentissima macchina veloce tutto ha fatto fuorché il caffè. O caffè invece è un'altra storia. Già nella WC è possibile sottolineare la volontà di vivere in modo largo e non lungo, parafrasando il grande Luciano De Crescenzo, l'incontro con l'altro, il desiderio del confronto, l'indispensabile esperienza gustativa per cominciare la giornata. È il consumate prima e poi pagate, il saluto al barista che parla del Napoli, è la sua maestria nel manovrare la macchina storica, è il bicchiere d'acqua nell'attesa che il caffè scenda, è guardare se lo zucchero affonda lentamente verso il basso, segno che il caffè è denso, cremoso e quindi di ottima qualità, è girare lentamente il cucciaino e con esso perdersi nel proprio mondo, nella propria fantasia. E pagare alla cassa e lasciare il resto al barista quale riconoscimento della sua bravura e riconoscenza per aver donato qualche attimo di felicità. E infine l'atto controrivoluzionario di voler vivere la vita come uomini d'amore, stoicamente fedeli al quotidiano miracolo dell'esistenza.